Professore Busetta, oggi presenta questo libro dal titolo La rana e lo scorpione, pensare al sud per non essere né migranti né briganti. Cosa vuol dire? Qui dopo una ventina di presentazioni in giro per l'Italia siamo ad Agrigento. Agrigento per me è una sede particolare, sono legato, ho fatto 5 anni di scuola media superiore, non solo, sono stato presidente del consorzio universitario come voi sapete bene, quindi sono particolarmente legato. Questa sala è splendida, il tema è quello dello sviluppo del Mezzogiorno, delle motivazioni per le quali questo ancora non avviene, delle motivazioni per le quali ancora da Agrigento, dalla provincia di Agrigento, da tutta la Sicilia, ma dal Mezzogiorno, per avere una prospettiva di futuro bisogna emigrare. Tutto questo non è più possibile che avvenga. E allora perché non avvenga è necessario ripensare pesantemente alla nostra conoscenza delle problematiche. Perché tutto questo non avviene? Perché dal 1860 questa parte dell'Italia è così maltrattata e continua a perdere persone, continua a perdere addetti, continua a perdere occupazione? Queste sono le domande fondamentali che bisogna porsi, perché evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Chi doveva avere il ruolo di fare sviluppare questa realtà? Chi è che ha sbagliato? Questi sono tutti temi che vengono trattati dal libro. Vogliamo che in qualche modo la gente si renda consapevole, perché la cosa peggiore che è stata fatta è stata quella di farci credere di essere noi i colpevoli di tutto quanto. Che siamo colpevoli del fatto che l'alta velocità si sia fermata a Salerno, siamo colpevoli del fatto che da 10 anni ancora la Palermo-Agrigento non funziona, nel senso che la strada ci sono 5-6 deviazioni. Siamo colpevoli di tutto questo perché la nostra borghesia spesso dice: state un attimo zitti per favore, grazie. Poi taglia, perché la nostra borghesia quando si chiede le motivazioni si dice: ma la colpa è nostra che votiamo male. Ma la colpa è nostra, è vero, abbiamo una classe dominante estrattiva e che però in combutta con la classe dirigente nazionale che ha consentito tutto questo. La colpa è anche nostra, ma la colpa è anche di uno Stato che non fa il tempo pieno a scuola, che non prepara la gente adeguatamente in modo che possa poi alla fine avere consapevolezza di quello che fa. Le colpe vanno guardate bene per cercare di capire come risolvere una situazione che è diventata assolutamente insostenibile. Il nuovo governo in questo senso può dare qualche segnale di speranza, anche se c'è questa nuova questione meridionale, insomma il nord continua a farla da padrone. Il nord continua a fare la padrone, nel governo è rappresentata molto pesantemente la Lega, che certamente non ha gli stessi interessi del Mezzogiorno e che è stata uno dei responsabili, dei partiti responsabili del fatto che molte risorse sono state deviate. Però devo dire che vi sono due aspetti: uno quello negativo, che è dell'autonomia differenziata, che non è pensabile che possa portarsi avanti un processo di questo tipo, che prevede che le risorse rimangano nelle zone dove si producono, non tenendo conto che in realtà è tutto il Paese che ha contribuito a far sì che il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna siano diventate quelle che sono. Ho voluto due rappresentanti di grande peso sotto il profilo cattedratico, e sono il dottore Busetta, che conosciamo tutti. È venuto appositamente da Napoli per dare un supporto formidabile a questo convegno, perché la tematica è di altissimo livello. Più che essere di altissimo livello è connotata e connaturata con quella che è la situazione di Agrigento, che Agrigento più che le altre città ha bisogno di sfruttare i beni culturali ed ambientali per valorizzarli e utilizzarli per chiudere la forbice straordinariamente ampia per ora che c'è il divario fra nord e sud. Dunque il professore Busetta parlerà del divario fra nord e sud.
ci sarà anche la professoressa Zegretti che curerà l'aspetto dei beni da valorizzare, l'insistere sui beni da valorizzare che ci consentano di recuperare il terreno enormemente ampio perduto nei confronti del nord. Il contributo all'iniziativa deriva dal fatto che noi sosteniamo e condividiamo quanto espresso da Busetta nel suo libro, soprattutto sull'appello di due importanti protagonisti dell'Italia meridionale, del meridionalismo. Uno era Luigi Sturzo, il famoso appello ai liberi e forti nel messaggio di Caltagirone, e di Guido Dorso, dicendo che in effetti bisognava fare rete nel Mezzogiorno perché il Mezzogiorno potesse avere un peso politico e quindi avere poi la giusta attenzione in termini di sviluppo. Quindi sono qui a testimoniare soprattutto questa volontà di azione, anche perché Guido Dorso era un azionista, quindi non era solo un uomo di pensiero, ma era un uomo che in qualche maniera diceva bisogna pensare ma poi bisogna marciare per ottenere quello che noi vogliamo, chiaramente. E quindi questo libro, che in effetti è un libro particolare perché non rientra nella letteratura tradizionale chiaramente dei libri sul Mezzogiorno, questo libro in effetti è una forma di Vangelo chiaramente che noi affidiamo a tanti cittadini del Sud perché in qualche maniera possano crescere e soprattutto possono educare le giovani generazioni alla consapevolezza e alla propria identità.